Allora, nuova edizione della Mostra del Cinema di Venezia, nuovo Hot Corner e il primo ospite. Sei emozionato? Insomma, inauguri ufficialmente, eh? Sono molto Cioè, emozionato e sono anche molto contento, oltre che ecco, emozionato. anche noi, tra l'altro, sei molto emozionato non solo per il debutto di Hot Corner, ma perché sei qui per un motivo speciale, per tanti motivi in realtà, no? Il- Personale, cinematografico, quanto è difficile. Allora, mettiamo ordine. Tu sei qui per presentare i 50 anni Sì, dell'invenzione di Morel, film di tuo padre, sì, Emidio Greco, che uscì nel 74, venne presentato a Cannes e tu esattamente, lo esattamente. riporti di fatto in vita alla Mostra del Cinema di Venezia 50 anni dopo. Già questo sembra un film. Per me è un'occasione speciale, come dicevi lo è sia da un punto di vista personale che da un punto di vista professionale. Mio padre con Citto Maselli, con Maurizio Sciarra, con una serie di associazioni ha creato le giornate degli autori, le hanno immaginate, volute e create Pensa. e l'idea che il primo film di mio padre, Quinzaine de réalisateur del 74, venga riproposto 50 anni dopo nella sezione di Venezia, parallela di Venezia, indipendente, che mio padre ha in qualche modo voluto ed immaginato con un grande gruppo di amici, è per me motivo di orgoglio. È anche un cortocircuito temporale, no? Cioè quasi come entrare nella macchina del tempo col figlio, che quello che effetto ti fa però? È Perché il- comunque a parole è facile, io poi sono insomma quello è materiale umano che brucia. Per me è un film molto importante, nel senso che ho avuto modo di vederlo più volte nella vita, da bambino, da ragazzo, che non sono più, e poi nell'età matura. E Il- che cambia, poi è un film che cambia significato a... Assolutamente sì, nel senso che da bambino non l'avevo compreso e l'ho compreso sempre di più nel tempo e ho compreso mio padre sempre di più nel tempo attraverso il suo primo film. Dicevi un cortocircuito temporale, è interessante perché il meccanismo come dire, narrativo del film che c'è nel romanzo di Casares dal quale il film è tratto ed è presente anche nel film è proprio la creazione di una macchina che permette la ripresa di una settimana di un gruppo di ospiti di Morel che viene ripetuta in eterno e in questo modo come dire si vive in eterno. Ecco, è un po' quello che si cerca di fare con il cinema. Dopodiché Esatto, mio padre mi ha raggiungere l'immortalità dopo la morte. il tentativo è quello, assolutamente. Mio padre poi mi ha sempre detto che i film o sopravvivono al tempo che passa, oppure c'è qualcosa che non funziona nel film. È I vero. film che esistono per 2 mesi durante il loro periodo, uso una parolaccia da produttore, di sfruttamento, e poi scompaiono successivamente, vengono dimenticati, ecco c'è qualcosa che non va. Morel, io credo, spero, ne sono convinto, è un film che il tempo lo ha vinto, sia da un punto di vista linguistico, di linguaggio cinematografico diciamo, che da un punto di vista del contenuto. Anticipava 50 anni fa l'arrivo della la realtà virtuale l'abbiamo già tutta vissuta, come dire, È già è finita. già finita, siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, la aspettiamo, la temiamo, cerchiamo di sfruttarla e di non esserne sfruttati, vediamo quello che succederà. Certo. Quante cose hai capito di tuo padre attraverso il cinema di tuo padre? Mio padre era un uomo complicato e lo dico da figlio, io poi sono secondo figlio, quindi ho avuto Ok. davvero, mio padre era grande quando mi ha avuto, ho avuto modo di conoscere, come dire, l'ultima, questo vale per tutti i figli, gli ultimi diciamo 2 capitoli della sua vita. Ho avuto però l'opportunità di essere il suo aiuto regista per gli ultimi 3 film e quindi ho avuto modo di vederlo in quella realizzazione di identità sul posto di lavoro, mi viene da dire, l'ho visto dirigere gli attori, l'ho visto faticare e lavorare per arrivare alla conclusione della propria idea, alla realizzazione e ho avuto modo quindi di viverlo anche non solo come figlio, ma io come collega no, però insomma ecco, ho avuto modo di vederlo in un'altra realizzazione di identità che il più delle volte per i figli è preclusa. Assolutamente. Ma tu invece che spettatore sei? Cosa guardi? Ah, bella Cioè quanto ti ha domanda. influenzato poi anche l'essere il figlio di Emidio Bella Greco? domanda, nel senso che C'è stato un dico, periodo di odio al padre e guardavi tutto l'opposto o no? allora, io da sempre ho sempre visto molti film. Era un piacere, era anche un compito, nel senso che a me è stato insegnato che il cinema è una cosa importante e che quindi al Certo, cinema ma è bisogna arte, tu andare, sei assolutamente. cresciuto giustamente. E quindi al cinema si va e noi andavamo molto molto spesso. Diciamo che mi piacciono cose diverse, mi piacciono anche le cose molto diciamo, di evasione, diciamo ludiche, il gusto ludico del cinema Sì, io sì, non l'ho l'entertainment perso, pure, esattamente. assolutamente. Dopodiché ci sono film cosiddetti difficili che io amo profondamente, Ma insomma ci tipo? sono registi che amo profondamente.
non so, un regista come Haneke che fa un cinema assolutamente complicato, qualcuno potrebbe anche dire pesante. Pesante è una parola che io dal cinema leverei proprio, come dire, da tutte le critiche, non mi sembra, come dire, un aggettivo che abbia realmente a che fare col cinema. Per esempio, Tra l'altro Haneke, Niente da nascondere non era un film affatto pesante, per dire, per citare assolutamente, Haneke. perfetto. E non so, io ho un amore per Sorrentino, ma l'ho anche per Garrone, diciamo per le due anime del cinema italiano contemporaneo. Oddio, sto esprimendo giudizi, però insomma che Sì, io sì. reputo più importanti insieme ad Alice Rohrwacher, ovviamente. E insomma, questo è Perfetto, cioè. oltre a tutta la storia del cinema che sì, mi è stata fatta vedere con attenzione, vedere e rivedere. Sì. Esatto. Senti, uno dei problemi, poi ne parlavamo anche ieri perché è stato presentato l'Oro di Napoli, è Sì. l'accessibilità a questo tipo di film. L'invenzione di Morel come si può trovare? Avete intenzione di non redistribuirlo o comunque di Allora, con la Viggo, che è la società che mi aiuta, che distribuisce il film, mio padre negli ultimi anni della sua vita ha cercato di recuperare i diritti liberi di alcuni suoi film, da fallimenti, cartolarizzazioni, sì, perché poi acquisti. c'è tutto lì, è un altro capitolo È, del è la grande differenza fra il diritto d'autore e il copyright, lo dico da produttore, insomma, c'è una profonda differenza in questa cosa. E quindi alcuni diritti dei suoi film lui ha avuto modo di riacquistarli per un tempo limitato, fra questi ci sono alcuni diritti di Morel. E il mio obiettivo sarebbe quello di dare una nuova vita al film. Uscire in sala sarà difficilissimo, intanto No, però cerchiamo anche di... che sia accessibile in streaming, in piattaforma. Allora, al momento non è così, c'è solo un DVD che è praticamente l'ultima cosa che mio padre ha fatto, ma è uscito, come si suol dire, postumo, diciamo non ha fatto in tempo a vederlo. Quindi la a vederlo copia però è uscire. buona del DVD? Allora, la copia fu restaurata, usiamo un passato remoto, perché il mio desiderio sarebbe di poter rimettere le mani sul negativo, vediamo quello che sarà possibile fare in base ai diritti e alle possibilità. Dopodiché i film, soprattutto mi viene da dire i film in pellicola, la pellicola è una cosa viva, ovviamente ha a che fare con la chimica, quindi si rovina. Certo. Okay. Se ci fosse l'opportunità di mettere le mani sul negativo, di dargli una nuova lucentezza, mi viene da dire, un nuovo shining, per me sarebbe davvero, insomma, di grande soddisfazione. E che il film viva, che Esatto, il film viva. esatto. Allora noi ti seguiamo su questa cosa perché è fondamentale, no? Perché poi spesso si parla anche del fatto che paradossalmente tra 50 anni ci saranno i film vecchi e non quelli in digitale, no? Perché poi ci sarà un momento in cui la digitalizzazione, insomma, ha delle pecche. Speriamo che i paradossalmente. database che stiamo creando non ci creino dei problemi, perché Esatto, si rischia perché di andare a perdere, tutto. senza il supporto fisico si rischia di andare a Esatto, perdere. rischi di avere film degli anni 40 e non quelli degli anni 90. Esatto, qualcosa del genere. Sì, esatto. Alessandro Greco all'Hot Corner, grazie mille. Grazie molto a te, Grazie. grazie molto.